Cari amici, ben ritrovati. I 4 GAT tornano a ruggire. Siamo infatti a Premaor, dopo 3 anni di pandemia ritorniamo alla Sagra di San Martino. Siamo in compagnia del nostro carissimo amico Dario Lotta, che è anche neopresidente, quindi congratulazioni Dario intanto. Grazie Luigi, sono molto entusiasta di essere parte di questo gruppo che è molto forte e molto affiatato. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Ma quindi si riparte alla grande, un Festival San Martino, 2 weekend pieni e intensi di promozione del territorio. Esatto, si va dalla musica alle serate speciali a tema, alla giochi in legno per bambini. Ci sono varie attività interessanti sia per adulti che per giovani. Dopo 2 anni di pausa Covid, finalmente si può ricominciare a fare la sagra in presenza con la gente, con tutto il mangiare servito in tavola praticamente. Abbiamo fatto l'anno scorso da sport, ha funzionato, però come si può capire era un po' Non era la sua calmo, morte. non era la sua morte. Quest'anno c'è un altro spirito più vero, più classico, più normale. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Dario, una festa di San Martino che il comitato che tu presiedi vuole promuovere con i piatti tipici. Quali sono? I piatti tipici che noi proponiamo sono le tripe a parmigiana, figalette, musette, erbe, coniglio e la serata speciale del cervo. Doveroso a tutti i lavoratori, tutti i volontari e anche a tutti i visitatori che verranno a trovarci. E a proposito di venire a trovarci, Dario, questo weekend non è mai finito, però il prossimo weekend i telespettatori possono invece trovare a telecamera per un invito. Certo, tutti i telespettatori possono venire a trovarci qui a Premaor nel weekend 11, 12 e 13 novembre. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Dario, noi ti ringraziamo ancora per l'accoglienza che come sempre ci hai dato qui alle nostre telecamere alla vostra sagra. Adesso andiamo a mangiare un boccone anche noi, come stanno facendo tutti gli avventori. Ormai la sala è piena, ci sarà a fatica spazio per sedersi. E noi ci proviamo, andiamo volentieri a mangiare un boccone, Luigi. Grazie mille Dario e ci vediamo alla prossima. And